Il nostro obiettivo era quello di fotografare con lealtà quello che è successo nella situazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, e questo lo abbiamo fatto in una relazione di 280 pagine che descrive puntualmente quello che è successo. Non ci siamo intrattenendo come membri della Commissione e tantomeno nella relazione, pertanto con estrema lealtà questa la consegniamo e sappiamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oggi la politica ha scritto una buona pagina. Ci sarà una relazione che verrà approvata in Consiglio regionale e successivamente verrà consegnata a Roma per la futura Commissione Banche, che avrà più poteri di quella veneta, e quindi i cittadini dalla Commissione bicamerale o comunque nazionale avranno il dovere di chiedere delle risposte, ma noi sicuramente abbiamo scritto una pagina che va a far luce su fenomeni che nessuno ora aveva avuto il coraggio di prendere in mano. Dai lavori della Commissione è emerso un quadro inquietante, tanto chiaro quanto inquietante, e mi riferisco agli errori, alle omissioni e a tutte le cose fatte dagli organi di vigilanza, in particolare da Banca d'Italia, che hanno delle responsabilità gigantesche sull'esito finale del fallimento delle due popolari. Guardate, soltanto le due ispezioni del 2012 fatte a Vicenza e del 2013 fatta in Veneto Banca, che poi sono state ribaltate dalla realtà dei fatti, dalle indagini della Procura di Vicenza, eccetera, in merito per esempio alla questione delle baciate, che non sono state rilevate a Vicenza, almeno avevano detto, e poi viene fuori dai documenti che sapevano benissimo che c'erano a Vicenza. Il fatto che in Veneto Banca ne hanno trovate di più di quante ce ne fossero, perché hanno alterato i criteri per trovarle, dimostra che qui ha agito un'azione, diciamo così, di vertice che è stata tesa a creare dei risultati che non corrispondevano alla realtà dei fatti. Questo è drammatico perché noi avevamo perso due popolari che erano fondamentali per il nostro territorio, quindi la Commissione ha svolto un compito importante per il territorio del Veneto, perché daremo delle risposte e abbiamo ricostruito la verità dei fatti su questa, ripeto, inquietante vicenda, e quindi abbiamo fatto il nostro lavoro, che sarà appunto un inizio importante per la Commissione bicamerale che ripartirà al Parlamento. Da ultimo voglio dire che quando si parla di soci che sono stati depredati di quello che avevano, non si tratta di misselli, non si tratta di gente sprovveduta che ha dato i propri soldi in mano a di poco di buono. Qui i soci devono essere risarciti per un danno ingiusto che hanno subito, non avendone nessuna responsabilità, danno che è stato provocato da agenti esterni a quelli della banca, per tutte le ragioni che ho detto prima. Ne potrei citare, ho fatto un riassunto di 9 pagine che pubblicherò, ne potrei citare decine di esempi. Quello che ho detto all'inizio dimostra cosa è successo in Veneto. Noi abbiamo assolutamente il dovere di dichiarare quello che è successo, dobbiamo farlo con grande chiarezza e bisogna che alla fine chi ha sbagliato paghi, per una questione di giustizia.